Il ministro Boccia ha convocato per domani il vertice con le regioni per fare il punto sul nuovo piano dei vaccini in vista della campagna per gli ultraottantenni. Federica chiede che nella fornitura si tenga conto dell'età media. Bambini che 6 anni frequentano l'asilo vengono obbligati da alcuni dirigenti scolastici a indossare la mascherina. Un gruppo di genitori di Udine chiede al presidente Federica un'ordinanza per fare chiarezza. Occhi vigili sulla città. A Udine arrivano 65 telecamere di ultima generazione per garantire la sicurezza in Borgo Stazione. Non solo, ma il garante della privacy blocca il riconoscimento facciale da polemica. Passi avanti per la riqualificazione dell'ex Bertoli. La Giunta Comunale di Udine punta sul nuovo piano urbanistico con il recupero dell'area verde, la definizione di superfici commerciali e la sistemazione della viabilità. Riapre il cat bar di Martignacco, ma i gatti non ci sono più, sono stati dati in adozione, colpa del DPCM, spiega la titolare. Predisposti alla pet therapy avevano del contatto con le persone, senza clienti stavano soffrendo. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il ministro Francesco Boccia ha convocato per domani il vertice con le regioni per fare il punto sul nuovo piano dei vaccini alla luce dei tagli annunciati dalle case farmaceutiche del via libera al vaccino di AstraZeneca. All'incontro in programma alle 17:30 saranno presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Nel nostro paese sono stati superati 2 milioni di dosi somministrate, ma resta la preoccupazione per l'incertezza sulle tempistiche delle forniture. In Friuli Venezia Giulia dovrebbero arrivare complessivamente 90.000 dosi entro fine mese, troppo poche per garantire che la campagna prosegua come da programma. La fase 2 prevede la somministrazione agli ultra ottantenni, che sono più di 100.000 nella nostra regione, e oltre alla prima dose c'è naturalmente anche il richiamo. A fronte di ciò il Friuli Venezia Giulia chiede che la distribuzione dei vaccini Pfizer e Moderna, ovvero quelli adatti agli anziani, tenga conto dell'età media della popolazione delle diverse regioni italiane. Ed ora diamo un'occhiata all'ultimo bollettino Covid emesso dalla Protezione Civile regionale. Nelle ultime 24 ore sono emersi 258 contagi da coronavirus, dei quali 192 casi attraverso i tamponi molecolari, 66 attraverso i test rapidi, e del 3,68% la percentuale delle positività emerse attraverso 5.212 analisi molecolari, dell'8,47% quella rilevata tramite 779 tamponi antigenici. Sale a 2.444 il numero complessivo dei morti per Covid in Friuli Venezia Giulia. Il bollettino odierno registra 26 nuovi decessi, di cui 5 afferenti al mese di gennaio. 1.581 le persone clinicamente guarite rispetto a ieri. Stabili i ricoveri negli ospedali regionali, 61 pazienti in cura nelle terapie intensive. Leggero miglioramento invece per i ricoveri presenti negli altri reparti, che scendono a 579. Solo da questi giorni a una settimana dalla somministrazione della seconda dose potrà essere valutato l'impatto del vaccino anti-Covid sulla pandemia. Sono pochi i casi di influenza rispetto al passato e per l'infettivologo Massimo Crappis il picco quest'anno potrebbe anche non presentarsi. A partire da questi giorni si potranno valutare gli effetti del vaccino anti-Covid sulla pandemia. Lo afferma il responsabile di malattie infettive dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale, l'infettivologo Massimo Crappis, che ieri ha ricevuto la prima dose di vaccino. Essendo stato contagiato in passato, infatti, ha dovuto attendere un mese per la somministrazione. Mi sono vaccinato perché la vaccinazione è l'unico strumento in questo momento che noi abbiamo per cercare di evitare il contagio con il Covid e in questo modo ridurre la circolazione del virus. In questo momento non possiamo ancora dire se abbiamo ottenuto questo obiettivo, perché la immunizzazione del vaccino parte da una settimana dopo la seconda dose. Noi dobbiamo pensare che la vaccinazione è partita i primi giorni di gennaio e quindi adesso stanno compiendo le seconde dosi. Ci attendiamo che il beneficio lo avremo da questi giorni in poi. Pochissimi casi di influenza venuti all'attenzione delle strutture sanitarie grazie alle precauzioni anticoronavirus e a una campagna vaccinale
vaccinale che ha riscosso più successo rispetto al passato. Nonostante l'inverno non sia ancora finito, si spera che il picco influenzale possa per quest'anno non presentarsi. Perché ancora c'è il Covid? Perché purtroppo avendo una popolazione vergine, come si suol dire, cioè che non ha incontrato il Covid se non in piccola misura, i casi ancora si propagano. In più c'è anche una competizione tra virus e quindi il Covid probabilmente la fa da padrone rispetto agli altri, però a livello complessivo le norme stanno riducendo la circolazione dei virus respiratori. Bambini che a 6 anni frequentano l'asilo vengono obbligati da alcuni dirigenti scolastici a indossare la mascherina e così un gruppo di genitori di Udine chiede al presidente Fedriga un'ordinanza per fare chiarezza. Serve un'ordinanza regionale che stabilisca regole uguali in tutti gli istituti per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina nelle scuole dell'infanzia. Lo chiede un gruppo di genitori di Udine. In base al DPCM, il dispositivo deve essere utilizzato al compimento del 6° anno d'età. Succede che bimbi di 6 anni che frequentano l'asilo si vedano costretti ad indossare la mascherina quando la maggior parte dei loro compagni non lo fa. Alcuni dirigenti scolastici del comune di Udine stanno facendo applicare la norma in senso molto rigoroso, molto stretto. Io mi faccio portavoce di moltissimi genitori del comune di Udine. Noi chiediamo che venga applicato il buon senso e lo spirito critico nella lettura di questo DPCM. Perché come a settembre alcuni bambini che avevano 5 anni si sono adeguati e hanno indossato la mascherina all'interno della scuola primaria per garantire l'omogeneità nel gruppo, noi ci chiediamo perché questo senso di omogeneità non possa essere garantito anche all'incontrario. Quindi alla scuola dell'infanzia noi chiediamo che i bambini che compiono comunque 6 anni d'età non indossino le mascherine. Per risolvere la situazione quello che chiedete è un'ordinanza del Presidente della Regione Fedriga. Sì, assolutamente, noi abbiamo bisogno che appunto non ci sia spazio per interpretare questo DPCM, ovvero che ogni dirigente possa interpretare a modo suo questa normativa, ma chiediamo al Presidente Fedriga che faccia assolutamente chiarezza, dia delle direttive precise, nette ed omogenee che valgono per tutte le scuole dell'infanzia del Friuli Venezia Giulia. Il Presidente Zaia si è già espresso in merito e ha dichiarato appunto la sua volontà a escludere i bambini della scuola dell'infanzia dall'uso delle mascherine. E a sostenere le famiglie nella battaglia sulle mascherine è Paolo Lubrano, segretario di Udine della Federazione Italiana Medici Pediatri. Nelle scuole così si creano situazioni discriminatorie e non solo disomogenee. Dottor Lubrano, cosa ne pensa di questa iniziativa di alcuni genitori di Udine che chiedono omogeneità e buonsenso nell'applicazione della legge per quanto riguarda l'utilizzo delle mascherine alla scuola dell'infanzia? Direi che hanno perfettamente ragione. La legge, così come è stata concepita, voleva semplicemente differenziare le scuole dell'infanzia dalla scuola primaria e ha indicato i 6 anni, che è un po' lo spartitraffico tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, ma sapendo che alcuni bimbi che già compiono 6 anni vanno ancora a scuola dell'infanzia e alcuni bimbi che non hanno ancora compiuto i 6 anni già iniziano la scuola primaria. È chiaro che il problema non era l'età, cioè i 6 anni, ma il frequentare un tipo di scuola rispetto a un'altra. Diciamo che in questo caso un'applicazione rigorosa della legge rischia di creare non solo disomogeneità ma quasi anche discriminazione all'interno delle classi che ospitano bambini ancora piccoli. Ovviamente sì, certo. Questi bimbi che magari sono nati a gennaio rispetto ai loro amichetti nati qualche mese dopo si vedono costretti a usare da solo loro la mascherina, quindi magari in 1 o 2 su una classe di 15-20 bambini. È chiaro che questo non può essere, insomma, diventa discriminante assolutamente. Occhi vigili sulla città. Udine arrivano 65 telecamere di ultima generazione collegate a un sistema che consentirà alle forze dell'ordine di condividere tutti i dati raccolti, ma il garante della privacy dice no al riconoscimento facciale. Saranno sistemati nei punti maggiormente critici sia per la sicurezza in generale ma anche per la viabilità.
A Udine sono in arrivo 65 telecamere ad alta definizione che si affiancheranno alle altre 75 già presenti in città. Collegate tramite un sofisticato software, garantiranno la condivisione dei dati con tutte le forze dell'ordine. Saranno installate su pali della pubblica illuminazione e su edifici pubblici. L'intervento avrà un costo complessivo di 701.000 euro, sostenuto con fondi comunali e regionali. Lo scopo è di migliorare la tutela della sicurezza urbana e il controllo di alcune aree critiche identificate dal Comune e dalle forze dell'ordine, in particolare il quartiere delle Magnolie. Penso in particolare alle vie Roma, via Leopardi, via Benedetto Croce, via Aquileia, via Le Ungheria, e quindi un'opera di sicurezza reale e percepita molto importante, perché questi cittadini hanno lo stesso diritto di vivere sicuri e di sentirsi sicuri come tutti gli altri. Le telecamere prevedono anche il riconoscimento facciale, ma il garante della privacy ne blocca l'utilizzo. Sì, questa è una follia italiana, per cui c'è un burocrate, un garante che si permette di sindacare le scelte di chi invece è eletto, e quindi ci ha detto che per una questione di privacy non si può utilizzare il riconoscimento facciale, dicendo che quindi il diritto alla privacy è più importante del diritto alla sicurezza. Per noi non è assolutamente così, perché chi si comporta correttamente nel rispetto della legge e della legalità non deve avere nulla da temere nel farsi registrare. Tuttavia auspichiamo che il garante cambi idea, e quindi nel momento in cui cambierà questo orientamento noi siamo pronti con un click a attivare anche la funzione del riconoscimento facciale. Passi avanti. Per la riqualificazione dell'area ex Bertoli, la Giunta Comunale di Udine punta sul nuovo piano urbanistico con il recupero dell'area verde, la definizione di superfici commerciali e la sistemazione della viabilità. Da anni si parla di riqualificazione dell'area ex Bertoli e pare che la Giunta Comunale sia riuscita a dare una svolta per la progettazione urbanistica della zona, comprendendo aree verdi e commerciali e la viabilità. E con la delibera di oggi andiamo a sancire quali sono le linee guida per poter poi dare mandato ai tecnici di redare la istanza di variante al piano regolatore. Il parco da 60.000 metri quadrati, sicuramente il nodo politico che più si è dibattuto negli ultimi tempi era l'area commerciale, quindi 3.900 metri quadrati. Sicuramente la sistemazione viaria e la rotatoria fra via Molin Nuovo e via delle Fusine, e tutte le alberature che andranno poi ad abbellire i parcheggi e tutte le sedi, gli edifici che verranno realizzati. Questi sono i punti importantissimi che verranno tutti siglati nella convenzione urbanistica, che però dopo verrà fatta, dando proprio un mandato di priorità di intervento, partendo dalla bonifica, perché la bonifica deve essere completata, manca la bonifica del suolo, non solo quella visibile che vediamo con i capannoni ricoperti d'Eternit, e quindi per noi questo intervento risulta prioritario. Consiglio di prendersi un momento per riflettere. Si esprime così l'onorevole Sandra Savino, coordinatrice regionale di Forza Italia, sulla situazione problematica della maggioranza di Gorizia, con 4 consiglieri che hanno lasciato Ziberna, e commenta così anche la polemica tra la giunta Fontanini e Ceccotti a Udine. Sentiamo. Ceccotti l'avevo conosciuto a suo tempo, poi è da tanto tempo che io non lo vedo, non lo sento più. È un ragazzo che si è allontanato abbastanza dal partito. Ritengo che la sua presa di posizione sia una presa di posizione esclusivamente personale. È chiaro che anche qua, se poi non so se questa è una iniziativa del giovane Ceccotti o se è una iniziativa indotta da qualcuno a mettere come solito in crisi queste maggioranze, che evidentemente anche per quanto devono essere presi con le pinze da sondaggi, mi pare che il centrodestra sia solido in testa rispetto alle elezioni a qualsiasi livello istituzionale. Ziberna, che vede queste 4 persone fuoriuscite dal Consiglio Comunale, da questa sua maggioranza, che è pronto a tornare al voto, dice o si passa al bilancio oppure torna al voto, la prima. Cosa ne pensa? Penso che forse in questo momento questo movimento, questa insofferenza nel comune di Gorizia
deve essere un po' sedata, bisogna un po' acquietarsi, anche perché mi pare che i risultati del sindaco Ziberna anche a livello culturale, no, siano stati dei buoni risultati. Il sindaco Ziberna sarà in grado di tenere la sua maggioranza e di mediare su richieste, anche se vogliamo magari legittime, da parte dei consiglieri, quindi credo che ci voglia un momento, un tavolo di raffreddamento. La maggioranza, quella che appoggia in questo momento Federica, è stabile? Di questo non c'è proprio ombra di dubbio. Se il Presidente riterrà e credo, essendo una persona molto rispettosa anche del partito, se il suo partito gli chiederà di ricandidarsi, penso che non avrà nessun problema a ricandidarsi e andremo avanti come siamo sempre andati. E sulle parole di Sandra Savino interviene il segretario regionale del Partito Democratico, Cristiano Sciauli, che parte proprio dalla decisione degli azzurri di supportare un'eventuale ricandidatura di Massimiliano Fedriga nel 2023. Questa necessità di ridare fiducia, tra virgolette, a Fedriga derivi proprio anche dalle fibrillazioni interne da alcuni partiti della sua maggioranza, che ovviamente stanno scontando la mancata amministrazione o la qualità dell'amministrazione in diverse realtà, a partire da Udine. Ci giocheremo tutti, credo molto, anche nelle prospettive future sulle elezioni di Trieste e di Pordenone, ma credo che secondo me chi ha una visione europeista e non vuole finire nella radicalità della Lega può giocare davvero una partita importante nei nostri capiluogo. Il segretario del PD si dice perplesso in piena pandemia di un partito, Forza Italia, che si preoccupa delle elezioni del 2023 e della ricandidatura del governatore uscente Massimiliano Fedriga. Ciò che lascia ancora più perplessi è che si decida chi eventualmente può fare il candidato quando non abbiamo visto ancora una ricaduta che sia una delle riforme o delle non riforme di questa maggioranza e di Fedriga. Sottolineiamo due cose velocissime: la non riforma della sanità, stiamo vedendo tutti ogni giorno quale ricadute ha causato, e le famose province che dovevano rinascere mi sembrano ancora ben lontane da venire, quindi mi preoccuperei non tanto delle cose che riguardano le future elezioni, ma soprattutto dei risultati concreti da portare a casa per il bene dei cittadini e delle imprese di questa regione. Il servizio per l'esecuzione dei test antigenici nelle farmacie che aderiranno all'iniziativa verrà avviato a marzo. Lo ha detto oggi a Palmanova il vice governatore con delega alla salute Riccardo Riccardi, a margine della firma del protocollo che regola la possibilità per le farmacie del Friuli Venezia Giulia di effettuare i test rapidi. Allora sentiamo le parole del vicepresidente. È un protocollo che era atteso, naturalmente abbiamo fatto tutta una serie di approfondimenti anche sulla base delle esperienze delle altre regioni. Il servizio potrà essere avviato a marzo e quindi coloro che saranno nelle condizioni di poter chiedere questo test antigenico potranno farlo nelle farmacie che aderiranno a questo protocollo che le organizzazioni di rappresentanza delle nostre farmacie della regione hanno sottoscritto nella giornata di oggi. L'auspicio è che questo possa dare la possibilità anche alle aree più decentrate della regione, dove c'è una farmacia, di poter avere questo servizio. Le farmacie sono 400 in questa regione, sono anche distribuite in maniera capillare, quindi noi riteniamo che siano un punto di salute importante. Adesso spetta all'organizzazione delle farmacie garantire tutti quei passaggi di procedimento e di responsabilità anche in relazione a chi può fare il test e chi lo può leggere, in maniera che poi il cittadino abbia naturalmente la risposta adeguata alla domanda che viene fatta attraverso il test antigenico, quindi se si trova in condizioni di positività oppure no. Siamo alle notizie di cronaca. Dopo aver osservato uno strano via vai da una casa di Tarcento, i carabinieri dell'aliquota radiomobile del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Cividale del Friuli hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione sospetta. I militari hanno trovato un vasto assortimento di droghe. Insieme agli stupefacenti c'erano anche alcuni contenitori per confezionare e nascondere le sostanze da spacciare, oltre ad alcuni bilancini. Il proprietario dell'abitazione delle sostanze, un 32
32enne italiano è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e accompagnato dai militari al carcere di Udine. Una lite molto vivace nel tardo pomeriggio di ieri a Tarcento, è richiesto l'intervento del personale sanitario nel centro del paese, in Piazza Libertà. Alcuni cittadini hanno dato l'allarme dopo che hanno visto un gruppo di persone picchiarsi e gridare. Si trattava di due uomini che erano passati dalla parola ai fatti e uno in uno scatto d'ira aveva colpito l'altro al volto. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale di Udine con l'ambulanza per accertamenti e comunque dimessa nel corso della notte. Si tratta di un uomo di 66 anni residente nelle valli del Torre. Un uomo di 63 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi dopo essere caduto dalle scale della sua abitazione di San Giovanni Nattisone. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri di Palmanova. L'uomo ha battuto la testa ed è deceduto sul colpo. Lutto per la morte improvvisa di un uomo di 63 anni di Tavagnacco che nella tarda serata di ieri a causa di un malore è caduto nella stanza da bagno. A dare l'allarme è stata la figlia, che in quel momento si trovava in casa con lui. Inutili purtroppo gli interventi di rianimazione dei sanitari. Servono stabilità e certezze. È impensabile per i commercianti vivere con il fiato sospeso ogni settimana in attesa del colore di riferimento. A dirlo è il presidente di Ascom Pordenone, Alberto Marchiori. Il ritorno in zona gialla per il Friuli Venezia Giulia è un traguardo, ma adesso serve stabilità. Lo chiedono i commercianti, stanchi dal dover aspettare con il fiato sospeso ogni settimana per scoprire quale sarà il loro destino. Serve certezza, serve tranquillità, serenità, quello che un governo non ha saputo darci in tutto questo periodo della pandemia, perché è un, come dire, cercare sempre dei rimedi all'ultimo momento, dare la notizia all'ultimo momento, sembra di giocare il terno al lotto, non sai mai cosa devi fare. Per un imprenditore che ha degli investimenti, che ha dei dipendenti, non si può scherzare, hanno delle spese fisse, gli affitti, non sanno più come tirare avanti. L'incertezza crea danni enormi per l'economia e per il paese e per le imprese. Marchiori chiede stabilità anche alla politica e mette in luce come il rischio di povertà possa annoverare sempre più persone. In Europa il livello di povertà oggi, il rapporto è 1 a 5 e prevalentemente donne. Ecco, questo è un dato che dovrebbe fare pensare tutti, al di là di tutti i rinvii, licenziamenti, eccetera. Poi resteremo senza imprese e senza posti di lavoro. Le soluzioni vanno trovate subito e con testa. San Biagio Cittafiera 1-1 finisce con un pareggio. La disputa sull'apertura o meno dei negozi all'interno del centro commerciale di Martignacco in occasione del Santo Patrono. La Prefettura di Udine ha disposto una deroga per oggi, dunque attività aperte, ma non per domani. Il centro commerciale Cittafiera di Torriano di Martignacco oggi resta aperto, mentre domani, giorno del Santo Patrono, San Biagio, chiuderà con le eccezioni previste dal DPCM. Le norme nazionali in vigore prevedono che i parchi commerciali restino chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Ricorrendo domani il Santo Patrono, i negozi avrebbero dovuto mantenere le serrande abbassate sia oggi che domani. Molti esercenti che operano al Cittafiera ieri avevano manifestato perplessità e disappunto, rivolgendosi a consulenti del lavoro, ma anche all'amministrazione comunale e regionale, chiedendo di prevedere una deroga. Fino a ieri sera nessuna certezza, a parte il parere favorevole del comune e delle direzioni regionali competenti. A quel punto il sindaco di Martignacco ha comunicato alla direzione del Cittafiera la possibile autorizzazione da parte della prefettura di Udine all'apertura di tutti i negozi il 2 febbraio, prefestivo, e dei soli negozi essenziali come da DPCM il 3 febbraio, giorno festivo. In attesa della decisione ufficiale, prevista per questa mattina, agli esercenti la direzione del centro commerciale ieri ha lasciato autonomia di decisione. Alcuni negozi hanno deciso comunque di aprire, assumendosi la propria parte di responsabilità e confidando in quanto anticipato dall'amministrazione comunale. Stamattina è arrivata la comunicazione ufficiale da parte della prefettura. Per oggi è prevista una deroga al DPCM e tutte le attività possono restare aperte nel rispetto delle restrizioni nazionali
regionali e dell'ordinanza regionale Giallo Plus. Domani invece nessuna deroga, saranno chiuse tutte le attività ad eccezione di quelle essenziali: farmacie, parafarmacie, alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai. Il cat bar di Martignacco oggi ha riaperto, ma senza i gatti. Sono stati dati in adozione, erano felini scelti proprio perché predisposti al contatto umano, la pet therapy, ma senza le persone intorno erano in gran sofferenza. La titolare del bar di Cane in Gatto di Martignacco, Loredana Barrichello, ha dovuto dare in adozione gli 8 gatti presenti nel locale. Erano animali scelti proprio perché predisposti al contatto umano e la pet therapy, quindi senza le persone intorno erano in grande sofferenza. Attraverso l'attività del bar in questi anni è stata trovata una casa, oltre 1000 gatti e 100 cani, e oggi il bar ha riaperto, ma senza animali. Li stressati e nervosi abbiamo deciso di darli in adozione tutti e di restare fino a che non c'è una stabilità, di restare senza in pratica, o meglio di accogliere solo quelli che hanno bisogno provvisoriamente di un posto. Quindi il meglio della strada sicuramente sarà stare qui anche senza persone, per cui li accogliamo, gli troviamo casa, li diamo subito in adozione. Al momento c'è Luna e c'è il gatto. Uma è il mio cagnolino, uno dei miei, che lei vuole stare in braccio come i gatti. E c'è un gatto nostro che è là sopra, che è un vecchio Maine Coon mio, che non è molto abituato alle persone, però insomma viene volentieri con noi un po' dappertutto quando ci muoviamo da casa, e quindi abbiamo pensato di portare lui perché un po' si diverte con tutto questo bel parco giochi che sennò è inutilizzato, e un po' intrattiene un po' le persone. Saranno consegnati ai più bisognosi 60 pacchi di generi alimentari raccolti da Coldiretti e Campagna Amica e ricevuti nel mercato coperto di Udine. Insieme al Banco Alimentare, alla Caritas e a famiglie numerose, i pacchi saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Quasi 2 tonnellate di cibo per i più bisognosi. È quanto Coldiretti e Campagna Amica hanno messo a disposizione per aiutare le famiglie in difficoltà in questo drammatico momento di emergenza sanitaria ed economica. 60 pacchi alimentari con parmigiano, pomodoro, legumi, pasta, riso, latte, agrumi, olio, miele, confetture, pecorino, carne in scatola, salame e altri generi alimentari tutti made in Italy, che saranno destinati a chi ne ha veramente bisogno in regione grazie alla collaborazione con Associazione Banco Alimentare FVG, Associazione Famiglie Numerose e Emporio Caritas. I pacchi sono arrivati questa mattina nella sede del mercato coperto di Campagna Amica di Udine. La prima distribuzione di pacchi è stata fatta proprio alla vigilia di Natale e continua in questi giorni attraverso la consegna diretta alle famiglie dei bisognosi, attraverso i mercati coperti di Udine, Gorizia e Pordenone su tutte le province del Friuli Venezia Giulia. Ritorniamo a Udine, largo dei Pecile, si rifà il look con nuovi marciapiedi e parcheggio. Via Le Magnolie, da Largo dei Pecile a Udine sono stati avviati i lavori di rifacimento dei marciapiedi e quindi sono state eliminate le radici degli alberi che rendevano pericoloso il transito pedonale e che si sono infilate anche negli scantinati degli edifici. L'intervento rientra nel progetto di riqualificazione dell'intera area. Stiamo rifacendo semplicemente il marciapiede che attualmente non è percorribile. Abbiamo decine e decine di denunce per invalidità, per incidenti eccetera. Lì stiamo praticamente togliendo quelle 3 magnolie che ci sono, che hanno invaso completamente il marciapiede, con le radici sono entrate addirittura nelle cantine. Per noi è importante avere la sicurezza del cittadino. La vita umana ha un prezzo ed è molto importante. Lì andiamo a rifare completamente il marciapiede, dove sarà finalmente percorribile a persone anziane, a disabili, portatori di handicap, ma anche le persone normali, e soprattutto a tanti ragazzi che sappiamo frequentano quella zona, che non si inciampino, che non si facciano male. Lanciamo un segnale che noi piantiamo migliaia di alberi, non sono le 3 magnolie, che tra l'altro, se andiamo a guardare, la precedente amministrazione aveva fatto abbattere tutte le magnolie di via Cividale, noi ne abbiamo salvate 40. E oltre. La sicurezza fisica del cittadino, e anche se perdiamo 3 senza arbore le recuperiamo da altre parti triplicando se non decuplicando quell'alberatura. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità, appuntamento con il notiziario sportivo di Telefriuli. Grazie per l'attenzione e buona serata.